Campomarzo, il terreno dell'ultima battaglia. Battaglia politica che si combatte contemporaneamente su due fronti, Vicenza e Verona, e che contrappone centrodestra a centrosinistra. Premessa, il sindaco Francesco Rucco sta rivoluzionando Campomarzo, da decenni outlet veneto della droga, con l'obiettivo di toglierlo al dominio di pusher, tossicodipendenti e vagabondi per restituirlo ai vicentini. Dopo aver portato nel parco di Vicenza la sede distaccata della polizia locale, adesso sono previsti lavori di riqualificazione che prevedono di ridurre gli angoli di degrado e aumentare invece la presenza dei cittadini grazie a nuove funzioni, nuovi vialetti, nuovi arredi urbani, tra cui anche le panchine antibivacco. Piccolo particolare: tutto sarà pagato con i fondi PNRR destinati a inclusione e coesione. E il centrosinistra in consiglio comunale insorge. Con i soldi pubblici dei fondi PNRR dedicati al recupero dell'emarginazione sociale si finanziano elementi disturbanti, divisori per le panchine, sedute monoposto, cespugli tappezzanti e altri elementi di disturbo, per disincentivare la riunione, la capacità di associazione e la coesione sociale di un parco che ha delle fragilità ma anche molte potenzialità. La funzione principale è quella del decoro urbano, quindi il rispetto del decoro in una riqualificazione generale, e devo dire che è assolutamente riduttivo, assolutamente strumentale il fatto di ridurre un progetto così importante per la città al problema delle panchine. Tutto accade mentre nella vicina Verona l'amministrazione di centrosinistra sta invece smantellando le vecchie panchine antibivacco che erano state installate dall'ex sindaco di centrodestra Flavio Tosi. Ora il tema però è: cos'è l'inclusione? Secondo il vocabolario Treccani è l'atto, il fatto di includere, cioè di comprendere, e questo riguarda anche i vicentini. Fino ad oggi quanto si sentivano inclusi e compresi a Campomarzo i cittadini? Se poi la finalità sociale delle panchine dovesse essere quella di far dormire i senza tetto, allora bisogna stabilire se sia più inclusivo che un clochard dorma all'addiaccio su una panchina o se sia più inclusivo dargli strutture accoglienti. A Vicenza i senza tetto che non vogliono andare nell'albergo cittadino, più che sulle panchine che sono scomode, preferiscono dormire su giacigli di fortuna in zone riparate. Le panchine di Campomarzo rischiano di essere invece l'ufficio dei pusher e il ritrovo dei tossicodipendenti. Semmai c'è da chiedersi se le panchine antibivacco renderanno più scomode le attività illegali. Forse il vero punto è: parlare di panchine antibivacco in tempi di crisi economica ed energetica è davvero una priorità per i vicentini?